Ottobre, mese della prevenzione. L'ILT for Women, campagna Nastro Rosa, la campagna della Lega Italiana per la lotta contro il tumore, che quest'anno avrà come messaggio Mettilo KO. L'iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare un numero sempre più ampio di donne sull'importanza vitale della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori alla mammella. L'ILT, prevenire è vivere. AB Grafica di Alessandro Benedetti, realizzazioni grafiche, impaginazione e stampa, insegne luminose, insegne e vetrofanie, car wrap, allestimento mezzi, grafica e stampa su carta e supporti rigidi. AB Grafica, il tuo grafico a domicilio. Alessandro Benedetti, a Massa Lombarda, telefono 345 6158 027. Cooperativa Trasporti Imola dal 1930 sul territorio di Imola e circondario. Attività principale di CTI è l'estrazione di materiali ghiaiosi, la produzione di calcestruzzi, conglomerati bituminosi, misti cementati ed inerti da costruzione, ma poi ha anche una sua attività agricola attraverso la società controllata CACI, improntata da colture estensive caratterizzate da una forte meccanizzazione su oltre 1200 ettari di terreni, di cui 33 ettari dove dal 2006 si produce la varietà di noci Chandler, tra le più apprezzate a livello mondiale. Noci deliziose, ricche di omega 3 e distribuite a marchio Innoceti del Rapace, e dal 2013 la novità del nocino artigianale. Poi da non dimenticare altri 80 ettari invece coltivati con vigneti di qualità grazie ad una collaborazione con l'Istituto Agrario Scarabelli, Cevico, azienda leader del settore e di migliori enologi del territorio, da cui nasce il marchio e la linea Vigne del Rapace, una selezione di vini tra i più apprezzati. Innoceti del Rapace e i vini delle Vigne del Rapace potrete trovarli direttamente sul luogo di produzione in via Carpe 8 a Imola, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 18, sabato dalle 8:30 alle 14, da metà ottobre a dicembre. Cooperativa Trasporti Imola, cuore e territorio insieme. Scatena il mostro che è in te per una festa da brivido. Non perderti un appuntamento da paura. Ti aspettiamo il 31 ottobre 2017 dalle 19 alle 21 nel ristorante McDonald's di Imola, strada provinciale Selice 19. Se hai meno di 14 anni, vieni accompagnato da un adulto. La partecipazione alla festa è gratuita. Per maggiori informazioni chiedi alla hostess. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 1, il venerdì dalle ore 11 alle ore 4, il sabato dalle ore 11 alle ore 5. McDonald's, Imola, vi aspettiamo. Sanitaria Ortopedia Fazzini a Imola. Esperienza, professionalità, cortesia e convenienza fanno della Sanitaria Ortopedia Fazzini un punto di riferimento. Ausili per disabili, prodotti ortopedici, calze e collan, calzature delle migliori marche anche per il piede diabetico, tecnico ortopedico a disposizione, letti ortopedici e poltrone per anziani, scooter elettrici, consegne a domicilio. Sanitaria Ortopedia Fazzini, via Pietro Nenni 6L, Imola. Telefono 0542 64 17 05. Chiuso il sabato pomeriggio. Conad Carducci Supermercati. Ci trovi presso Conad Carducci, via Giosuè Carducci 107/A a Imola, aperto tutti i giorni dalle 8 alle 19:30 e domenica dalle 8:30 alle 12:30. E presso Conad via Turribio Baruzzi 3, aperto tutti i giorni dalle 7:30 alle 19:30, orario continuato, domenica dalle 8:30 alle 12:30. In entrambi i supermercati troverai i nostri prodotti da forno e pasticceria, preparati senza additivi chimici, sfornati freschi ogni giorno. E distributori di carburanti, diesel, benzina, gas, via Emilia Ponente 5/C, aperto sempre self-service e con operatore dal lunedì al giovedì dalle 7:30 alle 13, dalle 15 alle 19:30. Venerdì e sabato orario continuato dalle 7:30 alle 19:30. Vi aspettiamo! L'affluenza è tanta, la stagione è ottimale, meglio di così non poteva essere, l'ambiente lo vedete anche voi, abbiamo una platea che penso sia inimitabile in tutti i campi dove c'è una podistica, quindi speriamo solo che tutto proceda bene, che non ci siano intoppi e questo ci dà tanta soddisfazione. Percorso, Leo? Il percorso sono sempre i 15 km e 300 metri,
competitivi e non competitiva. Poi c'è il giro dell'autodromo di 5 km e c'è la mini podistica che parte dalle acque minerali e arriva al traguardo, sono 2500 metri. Naturalmente le prime 3 partono tutte e 3 contemporaneamente sotto al gigantesco arco che abbiamo, e invece la mini podistica parte dalle acque minerali. Dai partecipanti, dal parterre del Roi, degli atleti che avrai sicuramente visto come iscrizioni, insomma ce n'è qualcuno che è degno di attenzione, che può rischiare un record? Ma attenzione, i primi 10 sono tutti probabili vincitori. Io punto molto su Sammy, il primo, che mi sembra di averlo giudicato bene, mi sembra che se non arriva primo arriva secondo. Sono tutti stranieri, però ragazzi bravi, seri, che quindi ci danno manforte nella gara. Per italiano ho visto una Gianluca Borgo con la sua moglie, perché adesso sono ufficialmente sposati, e insomma lui qualcosina ce lo possiamo aspettare anche dal nostro Borgo e dai nostri atleti italiani, qualcuno in particolare oltre a Borgo? Sì, Borghesi è un ottimo atleta e farà la sua bella figura, ma bisogna tenere presente anche Simone Bernardi, che c'è anche lui, gli ho già dato il pettorale e penso che faccia un ottimo risultato. Donne abbiamo questa ruandese qui, poi c'è la Spagnoli, ce ne sono tante di donne. C'è anche la Spagnoli? Sì. Bene Leo, soddisfatto di tutto lo staff, ho visto che avete già pronto gli stand di ristorazione e soprattutto una grande attenzione anche per i celiaci, a cui è riservato proprio uno stand, un box particolare dedicato. Sono tutte idee nuove, perché c'è la necessità di seguire queste persone e quindi è bene che si mettano in mostra, che facciano vedere che esistono, perché altrimenti sarebbe un po' fatica entrare nel loro giro, quindi così loro hanno la possibilità di essere visti e di aiutare chi ha bisogno. Noi stiamo organizzando per quest'altro anno il 50°, diciamo un po' col botti, quindi stiamo, e mi auguro di poterlo riuscire, a fare un libro specifico per la storia dei 50 anni, da dare un opuscoletto di 50-60 pagine a tutti gli iscritti, e poi facciamo 2000 libri di 200 pagine che quelli verranno venduti, e naturalmente ci sarà una cronaca molto aggiornata, molto bene assortita su quello che è successo in 50 anni. È una manifestazione molto importante per lo sport italiano e per la nostra città. Ci avviciniamo ai 50 anni, quando un'iniziativa attraversa mezzo secolo significa che ha radici, che ha un tessuto sociale, di volontariato, di sport che la porta avanti. È sempre molto importante in un autodromo che è uno degli autodromi più importanti del mondo, una grande manifestazione, dunque vale la pena partecipare anche per ringraziare del lavoro che tante persone tutto l'anno realizzano e determinano per organizzare un evento così importante, e la Tremonti è un pezzo fondamentale dello sport imolese. Siamo felicissimi che la manifestazione stia andando alla grandissima. Oggi, come vedi, qui c'è una giornata fantastica. Noi in questo momento l'organizzazione è già bella che oliata, senza mai abbassare la guardia, perché l'errore è sempre dietro l'angolo, quindi io predico sempre massima attenzione. Noi ci auspichiamo che fra un mesetto ci sia una giornata come questa, che è una garanzia di successo. Per iscritti sono già oltre 3.000 dati dal 30 settembre, distribuiti in maniera uniforme, perché sono oltre i 1.000 di poco nella 10, oltre i 1.000 di poco nella mezza e oltre i 1.000 di poco nella maratona. Quindi molto bene. 3.000 sono garantiti? No, siamo già a 3.200 e qualcosa, sì, 3.000 sono garantiti, però è chiaro che adesso sempre piedi a terra, però gli obiettivi sono sicuramente diversi. Era l'anno scorso, lo ricordiamo. Totale 8.350, ma non contiamo quelli che non contiamo quest'anno in questi 3.000 i ragazzi delle scuole che erano conteggiati lo scorso anno, e sembra che siano numeri in crescita pazzesca, perché parlando con le scuole sembra che ci sia un'adesione impressionante a questa manifestazione, tant'è vero che abbiamo ordinato medaglie in più
perché sembra che ci siano 1700 ragazzi quest'anno presenti al sabato alla Family Run. Quando ci sarà tempo per iscriversi? Tempo fino all'ultimo, finché ce n'è. Allora, diciamo così, noi l'iscrizione a 10 km la chiudiamo a 2000 iscritti. Siamo oltre il guado, diciamo così, siamo a metà del guado. Maratona e mezza maratona, anche qui c'è un numero massimo in base a quelle che saranno le iscrizioni. Comunque diciamo che se non raggiungeremo il numero massimo fino all'ultimo, abbiamo dato l'annuncio che il prossimo anno saremo di nuovo campionato italiano assoluto di maratona, quindi è chiaro che siamo piacevolmente orgogliosi di questa situazione, perché comunque non era mai successo che una città avesse il campionato italiano. Negli ultimi 4 anni sarà il terzo anno, quindi è chiaro che stiamo lavorando bene. Il turismo slow è il modo di interpretare il territorio, di vivere la destinazione che hanno i podisti e altri sportivi. È un modo esemplare per godersi appieno un'esperienza di vacanza in un territorio, quindi bisognerebbe prendere spunto da questo tipo di associazionismo anche per veramente godersi appieno una vacanza. Mettere insieme cultura, relax, sport è la cosa migliore per vivere appieno una città come Ravenna, ma anche come Imola con i suoi colli. Invitiamo tutti a correre la maratona, la mezza maratona da 10 km a Ravenna il 12 di novembre. È una delle maratone, sono di parte, più belle d'Italia, sicuramente una delle top 10 anche per numero di iscritti, ma correre attraversando gli 8 monumenti UNESCO di Ravenna e arrivando fino al mare è una cosa sicuramente emozionante. Per noi romagnoli l'autodromo, la Formula 1 mette un po' tutto questo asfalto, ti viene voglia di far chissà che, però invece è una gara tosta. L'anno scorso è la prima volta che la facevo, questa qui va rispettata, c'è molta salita, insomma. Adesso è allenato? Medio, diciamo così, medio nel senso che c'è un obiettivo grande, molto grande quest'altro anno, quindi adesso sto facendo tutti i passi per arrivare pronto, diciamo così, senza farmi male prima, cioè facendo con la gradualità giusta tutto quello che devo fare. Visto che c'è anche Giacomo Costantini, tutta la macchina organizzativa della Maratona di Ravenna sta prendendo forma, l'ha già presa da mo', anche perché sarà un grande successo anche quest'anno. Ormai è diventata veramente di tutti la maratona internazionale. Abbiamo corso con loro in Estonia, a Tallinn, e fra pochi giorni sarà la maratona di Ravenna. Stanno battendo tutti i record di iscrizione anche quest'anno, quindi sono anche increduli loro, perché c'è una grande voglia di città d'arte. È un ambiente nel quale mi sento a casa, perché mio padre ha vissuto in questo ambiente per gli ultimi 30 anni della sua vita, quindi conosco tanti amici. È un anno che ho preso l'abitudine la domenica di andare a correre qui nelle gare che ci sono in provincia di Bologna, in provincia di Ravenna e Rimini. È la mia prima Tremonti, credo che l'ultima la feci con un mio amico quando avevo 12 anni, sono passati 40 anni, spero di essere migliorato da allora. La Tremonti è storicamente la dimostrazione che l'autodromo può essere usato in 1000 modi, questo è uno di quelli, è un modo verde per poterlo utilizzare, ma l'autodromo è una risorsa anche naturalmente motoristica e per i concerti, come sappiamo. La Tremonti è uno spettacolo, stare qua in mezzo è fantastico, speriamo di fare una bella gara. Nome e cognome, per cortesia. Evaristo Campomori. Edizione numero 49, quella della Tremonti. Quante ne ha disputate lei? 33 tutti in fila, le ultime andando indietro. Non ci credo. Sì, le ho finite tutte. Complimenti, posso chiederle anche l'età? 74. Complimenti 2 volte. Ma che cosa le dà il podismo che non le dà un altro sport? Mi dà il senso di libertà, di padronanza di me stesso, di isolamento un attimo dai 1000 impegni che si hanno nella vita quotidiana, quindi mi ritrovo. Edizione numero 49 del Giro dei Tremonti, lo scenario è quello magico dell'autodromo di Imola. Un saluto da Sabrina Sgalaberna ed Enrico Spada, come sempre uniti in questa grande avventura che ha fatto complice oltre 4.650, 4.700 perché erano di più, spiccioli più, spiccioli meno, insomma c'era tantissima gente che hanno potuto calcare con i piedi il percorso dell'autodromo Enzo e Dino Ferrari
Ferrari di Imola. Enrico, una delle tue città, meta e patrie, insomma. E qui insomma siamo ospiti del calendario Endas Scarpazza, perché sapete la nostra agenzia segue le gare più belle, le principali del panorama romagnolo. Non certo potevamo mancare alla gara organizzata magistralmente dall'Atletica Sacmi Imola Avis, capitanata da Leo Zannucoli, che ringrazio sin da ora. Guarda che bel biscione, Enrico, guarda che roba. Sì, serpentone dell'autodromo. Qui si preannunciano 2 gare in una, come sempre, insomma, quando c'è un gruppo di atleti africani sono loro a prendere l'iniziativa, e anche in questo caso diciamo una decina di fuori classe, possiamo dire, che arrivano dall'Africa, hanno già preso il comando. Qui invece sempre dall'Africa, ma dal Ruanda, un paese non convenzionale, Céline Iranzi è l'atleta che è in testa. Poi al secondo posto già Anna Spagnoli ha preso il largo, poi c'è Anna Nano al terzo posto. Qui stiamo risalendo invece il gruppo il serpentone della gara maschile. Qui si esce dall'autodromo e si va verso la salita appunto del Monte Castellano. L'atleta che abbiamo visto con i colori dell'Atletica Imola era Simone Bernardi, un ultra mega nostro piccola promessa di Romagna, ma un grandissimo atleta, lo vediamo proprio adesso, una promettente figura di spicco del mondo podistico. Tutte le speranze del mondo romagnolo sono riposte proprio su Simone Bernardi, che sta avendo insomma dei bei risultati personali in carriera. Ecco Sabrina, io ho detto atleti africani, ma che c'è fatica. Sì, qui si sale la salita. Siamo vicino al Gran Premio della Montagna. Sì, giusto? dicevo, atleti africani lo potete vedere, insomma, di origine africana, ma Albert Chemutai, che in questo momento guida la gara assieme a Sammy Kippengetic, è italiano di adozione, quindi potrebbe esserci un vincitore italiano, tornare un italiano in testa a vincere il Tremonti. Il marocchino invece che ci è appena sfilato davanti è Tariq Bamarouf, e questo è il Gran Premio della Montagna che dicevamo prima, insomma, perlomeno il passaggio si sale ancora. Sì, si sale ancora, ma questo è un passaggio classico, vedi sopra, vedi sotto, se nella curva vedi qualche cosa di favoloso da questo punto di vista. E il primo a transitare ovviamente non potevano che essere il gruppetto dei nostri amici di colore, i quali insomma stanno prendendo spazio e nota. Di colore e anche magrebini, perché insomma abbiamo 4 marocchini all'inseguimento della coppia di testa. Poi abbiamo anche un ucraino, Vasil Matvichuk, che fa parte del gruppo di testa. Abbiamo visto il passaggio di Céline Iranzi, abbiamo visto anche il passaggio di Anna Spagnoli, che stiamo seguendo. Anna Spagnoli sta facendo una grandissima gara alle spalle di questa atleta che sta guidando la gara femminile. Ecco, diamo già un anticipo: l'ucraino, lo riveliamo già sin da ora, sarà il primo europeo che giungerà al traguardo. Giusto dirlo, perché magari poi dopo ci dedicheremo di più ai nostri Vogliamo amici. Scoprire chi è il primo italiano. Anzi, il primo lo italiano vedremo. alle spalle di Chemutai, che prova la fuga. Quindi diciamo che l'italiano acquisito Albert Chemutai della Toscana Atletica Futura sta provando a staccare il suo compagno, diciamo, di fuga, Sammy Kippengetic, che arriva dal Kenya, e poi dietro invece abbiamo il gruppo dei marocchini che sta inseguendo, ma a distanza piuttosto elevata. Siamo al traguardo ed è proprio Albert Chemutai, che è ancora benissimo in spinta, anche perché dietro ha un inseguitore fortissimo, a tagliare il traguardo per primo in 46 minuti e 57 secondi. Secondo posto per un raggiante Sammy Kippengetic della appunto Love Run Athletic, 47-20 il tempo dell'atleta keniano. Terzo posto per Tariq Bamarouf, come dicevi tu Sabrina, il marocchino, che chiude in 47 e 59. Ancora Marocco per il quarto posto con Younes Zitouni,
che chiude in 48,39, insomma non ci sembra particolarmente soddisfatto. Poi El Barumi e El Zaidi sono due atleti. Questo è il primo degli europei, Sabrina. L'ungherese? Ucraino Matvichuk. Porta i colori comunque della Gabby. Questo è il settimo atleta che giunge al traguardo col pettorale numero 4. Nio Rimbere viene dal Smail Cerfawi. Questo atleta si sta allenando pesantemente per la maratona di Ravenna. Saluto anche la moglie che era al traguardo con la sua bimba bellissima Mary. Mohamed Errami che chiude al 10° posto, e qui abbiamo il primo degli italiani, Rudy Magagnoli dell'Avis. Abbiamo già visto Rudy Magagnoli, e quando hai sentito il mio era Gianluca Borghese. Questo è Simone Bernardi. Nell'attesa della donna voglio fare gli auguri di un felice matrimonio, insomma, che è stato a Borgo, perché insomma lui e la Marti sono convolati a nozze, quindi auguri ragazzi di un percorso di vita assieme che porti tanta fortuna ad entrambi. Elegantissimo. Erano bellissimi. Adesso glielo posso dire, vediamo se apprezzeranno. Saturnino Palumbo l'abbiamo vista la maratonina ricordiamo, Sabrina, scusami, di San Pancrazio. Bernardi, Angelini e Bianco, che sono gli altri italiani che sono arrivati prima di Caba, poi Palombo, poi Vaskovniuk, Aul Abderrazak, e questo col 682, e poi ancora il 320 che Roberto Pelliconi sta arrivando adesso, il secondo imolese, tra l'altro vincitore di categoria se non vado errata, con la 102. Poi via via insomma stiamo attendendo credo ci sarà stata una bella gara, ma credo che purtroppo questa volta Anna Spagnoli abbia dovuto lasciare il passo, secondo me, perché questa atleta di 23 anni, soli 23 anni, era veramente un'aliena. Sì, aveva un vantaggio di circa un minuto quando mancano poche centinaia di metri al traguardo. Selin Iranzi, che viene dal Ruanda. Eccola qua, guarda come va, ancora benissimo in spinta dopo non una gocciolina di sudore. Sì, dopo i 15 chilometri del percorso. Eccola qua, Selin Iranzi, che chiude nel tempo di 56 minuti e 32 secondi, inseguita da una ottima Anna Spagnoli. Ottima, veramente. 57 50 e 32 l'ha preparata benissimo questa gara e l'ha disputata alla grande Anna Spagnoli. Eccola grande qua. Anna Nanu, terzo posto nella gara femminile, 1 ora 1 minuto e 40 secondi, ed è il momento dei saluti. Forma fisica perfetta per Anna Nanu, nell'attesa della quarta concorrente che stiamo intravedendo. Saluti all'organizzazione, ovviamente ci rivediamo il prossimo anno anche con la tappa delle promesse di Romagna, quasi sicuramente. Complimenti agli organizzatori e un saluto particolare a Leo Monduzzi. What do you think about this race? I think it's very good. Yeah, it's good for. Are you amused of this race? Yes. Do you like this race? Yes, I like so much. Yes, I look these people go supporting me. You run good, what everything. Yeah. È piaciuta molto la gara al nostro primo classificato, e ha detto che le è piaciuto molto che ci fossero gente lungo il percorso, e quando è arrivato qui tutti che applaudivano. I'm very happy about this competition because first time in Italy? No. Now I finished 3 years in Italy. Yes. I hope next year I will improve about the something better. Better. Allora, ha detto che gli piace molto questa gara, che spera il prossimo anno di fare meglio anche di lui. You are the second. What do you think about this race? This race was good. Not difficult. It was difficult because it was hill but up and down. But in the way when we were running, we get some friends who clap for us, cheering for us. So we enjoyed in that day. And when we go. So and where they were given the water. They were good people who give us water. So we enjoyed that. Bene,
Ha detto che ha apprezzato molto il percorso, che gli è piaciuto queste colline e un po' l'up and down, insomma dà fastidio anche a loro nonostante siano dei grandissimi atleti di alto livello. E ha detto che lungo il percorso hanno apprezzato molto, intanto che gli abbiano applaudito, ma anche che gli abbiano dato da bere perché è stato molto apprezzato. This dress is very very good. I like up down. Happy of this victory? I'm happy, very very happy. Oggi diciamo che non sono soddisfatto, però ho dato tutto quello che ho. La Tremonti l'avevi mai fatta? Sì, questo anno è il terzo anno, l'ha fatta 2015, è arrivato l'ottavo, 2016 è arrivato quarto e questo anno è arrivato terzo. Credo di aver fatto 5-6 secondi in meno di 7 anni fa, nonostante... Col tempo si migliora? Ma guarda, io e Borghesi, se vedi, più o meno riusciamo a calare meno degli altri, insomma. Ho gareggiato poco ultimamente perché ho cambiato un po' metodo di allenamento, quindi ho caricato molto, ho gareggiato un po' meno. Però dai, adesso ritorno un po' dalle vostre zone. Oggi sei il primo in Molese, soddisfatto? Sì, sono soddisfatto, dai, una gara in casa è sempre un piacere. È stata dura? Sì, come l'anno scorso è sempre dura la Tremonti. Diciamo che a me la salita non è che piaccia granché, infatti è stata la parte dove ne ho risentito di più. Poi in discesa andavo sempre bene, infatti facevo un po' da elastico, in salita mi distaccavano un po' e in discesa li accorciavo il distacco, però è stata dura e non ho avuto lo spunto per andare a prendere quelli davanti, dai. Oggi ci ho provato, dico la verità, perché sono tre volte che faccio la Tremonti, questa è la terza volta e ci ho provato fino al nono, al decimo, dopo già all'ottavo era andata via la ragazza l'ugandese, si è sempre stati insieme un po' appaiate, un po' fino all'ottavo, dopo in uno strappo lei ha preso 20-30 metri e io fino all'10-11 ci ho provato. Generalmente loro quando sono molto superiori vanno via subito e dopo all'interno dell'autodromo siamo stati sempre insieme, ho visto che comunque era sempre lì, poi ci ascoltavamo il fiato, una cosa più o meno che si fa anche in gara e vedevo si girava diverse volte, quindi dai, ci ho provato insomma. Un successo Ana? È un vero successone, sono contentissima perché ho rifatto il podium dopo tanti anni che qui avevo fatto una terza posizione però tanti anni fa. Che dire, è una giornata stupenda, oggi l'ho presa abbastanza con calma la salita e in finale sono riuscita a mantenere la terza posizione. Complimenti agli organizzatori, sempre una bellissima gara e che dire, contentissima. Adesso vi presento questo signore che non è un atleta di quegli alieni, però intanto è un amico, ma ve lo voglio presentare perché secondo me questa è la gara della vita per te Giovanni. Sicuramente, veramente. Perché dico questo? Perché purtroppo ho avuto un inquilino indesiderato, 10 mesi fa sono stato operato, mi hanno tolto la prostata e speriamo bene, però oggi sono qui e ce l'ho fatta. E sei anche il primo della tua categoria? Penso proprio di sì, a mani basse proprio. Allora fare sport fa bene, si può rinfrancare di tanti altri problemi. Veramente, oggi è un successo. Ormai siamo già nel mito, nella leggenda, se pensiamo che il prossimo anno sono mezzo secolo di vita che andrà raccontato, ma è comunque tutti gli anni una grande festa per tutti, grandi atleti e cittadini che vogliono stare insieme. Allora l'anno scorso è stato fatto il record, quest'anno Leo Zanuccoli ha il numero reale, non me l'ha ancora voluto dire, se lo tiene segreto perché secondo me l'abbiamo superato. Presidente, di oggi ci siamo spostati in questo parterre del Roi e anzi lei ha già corteggiato Leo Zanuccoli da quanto ne so come rappresentante e responsabile delle Promesse di Romagna, vero? Sì, infatti qui sono sulla doppia veste stamattina, uno ufficiale perché abbiamo concordato la candidatura per la prossima stagione, quindi in combinazione del cinquantenario della Tremonti faremo quasi sicuramente una prova delle Promesse di Romagna. Siamo andati a vedere il percorso, la location come si dice, per vedere dove fare in modo che i bambini possano correre all'interno di circuiti di Formula 1 e ci diamo già un obiettivo, riuscire a fare 200 presenze. Ci puntiamo, pensiamo che questo qui sia il giusto riconoscimento per l'Atletica Imola, per gli organizzatori della Coppa Ceramica del trofeo il Giro dei Tremonti,
e allo stesso tempo anche i nostri ragazzi delle Promesse di Romagna poter correre con a fianco dei campioni, ma all'interno del circuito dove hanno anche questa è una cosa importantissima, quindi senza macchine, insomma nella massima sicurezza possibile. Penso che sia una cosa che darà soddisfazione da ambo le parti, sia chi organizza sia chi correrà. Ecco, dicevo duplice veste, l'altro ho corso. E come è andata la gara? Le è piaciuta? Il Giro dei Tremonti, allora il primo Giro dei Tremonti l'ho fatto esattamente 40 anni fa. Ha una buona media. Nel 77, avevo 15 anni e lì però viaggiavo un po' più veloce, riuscii a farlo quasi in un'ora e qualche minuto, in un'ora, quindi adesso ci abbiamo messo un'ora e 16. Però. Il Giro dei Tremonti non si può non fare perché è una delle gare storiche, infatti quest'anno sarà 50 volte che l'hanno corsa e poi è bellissima, correre dentro il circuito, fare il Giro dei Tremonti che ricordiamo è stato il teatro dove Vittorio Adorni vinse il campionato del mondo di ciclismo. Per cui insomma tutto quello che riguarda qui attorno c'è qualcosa che riporta al mondiale. Tutti qua a Imola il prossimo anno? Sì. Allora Presidente, 3 ce li abbiamo già. Domenica dove ci vediamo? Domenica a Cotignola, ulteriore prova delle Promesse di Romagna, quindi siamo verso il rush finale di queste gare, abbiamo rimasto ancora 3 prove e vediamo di divertirci anche in queste gare.